Buongiorno, ci troviamo all'interno di Palazzo Caglione, qui nel comune di Francavilla di Sicilia, che è uno dei palazzi più belli e sontuosi della provincia. All'interno del palazzo è stato fatto da poco il museo archeologico dell'Alcantara, dove ci sono tantissimi reperti notevoli, tra cui, visto che oggi parleremo di cucina e dei piatti di questo piccolo borgo alle falde dell'Alcantara, c'è una peculiarità, c'è una moneta d'epoca greca dove è raffigurato del grappolo d'uva. Quindi, infatti, è uno dei più antichi centri greci d'epoca greca in cui è stata fatta la vinificazione. Dove ci troviamo alle nostre spalle a Monte Cucco sono state trovate delle vasche vinarie dove veniva appunto dove avveniva la vinificazione dell'uva. All'interno del palazzo inoltre ci sono delle delle testimonianze d'epoca. Il palazzo fu fatto edificare alla fine del Cinquecento, quindi siamo nel XVI secolo, e dopo il terremoto del 1693 venne, diciamo, rimodernato. Infatti lo stile in cui è fatto oggi è stato edificato è quello del Settecento, mentre invece il palazzo fu fatto in epoca cinquecentesca su un preesistente edificio d'epoca medievale. E infatti nel cortile nella porta ci sono dei laccetti architettonici di quell'epoca. La particolarità di questo bellissimo palazzo, notevoli i sovrapporti d'epoca seicentesca, siamo alla fine del Seicento, che sono stati lasciati dagli eredi quando il comune subentra alla vecchia proprietà. I proprietari hanno alienato questo palazzo e il comune prontamente lo ha acquistato fortunatamente e ne ha preservato gli molti arredi. Quindi, per tornare al discorso della cucina, volevo raccontarvi ed elencarvi alcuni piatti di Francavilla di Sicilia, di quali molti sono simili, quasi tutti simili, perché ogni, diciamo, zona ha i suoi piatti tipici. Parliamo di piatti tipici e non di piatti tradizionali, e non parliamo di ricette originali, perché l'originalità ormai non esiste più, perché nella cucina la peculiarità è proprio quella. Ogni piatto che viene rielaborato nel corso dei secoli viene modificato perché in quanto i gusti cambiano, e quindi a cambiare dei gusti, faccio un esempio banale, che è quello: oggi non siamo più abituati ai sapori forti, ai gusti delle frattaglie, che una volta invece si mangiavano e si utilizzavano nei piatti anche quelli più sontuosi della cucina aristocratica, perché davano un sapore molto forte, però non era spiacevole, ma oggi non si usano più e quindi sono state eliminate. Per questo quando si parla di ricetta originale mi viene da ridere, perché non possiamo parlare di originale. Un esempio su tutti è il timballo del Gattopardo, che svuola la tradizione. Una scrittrice ha fatto uno studio, una storica della cucina, su questo piatto, che trae le sue origini addirittura in Mesopotamia. Quindi nel corso dei vari millenni il ripieno cambia. La cosa che rimane diversa, uguale, è l'involucro, che è un involucro di pasta, di acqua e farina più che altro, perché oggi si usa, quello più famoso è con la pasta frolla. Però una volta il dolce non si usava e quindi non era così. E tanti altri piatti che hanno cambiato. Forse l'unico che si tiene nella sua originalità proprio forse la parmigiana e la norma, perché sono piatti molto più recenti, diciamo così. La norma addirittura si parla dei primi decenni del Novecento. Oggi usano i cubetti, per esempio, di melanzane con una differenza, ma praticamente quando è stata fatta nei primi inizi del secolo in casa di Angelo Musco, con la tradizione.
è stata fatta con le fette di melanzane fritte. Per tornare a Francavilla, stavamo dicendo, ci sono un insieme di piatti che sono tipici del territorio, siamo nel messinese, e quindi troviamo lo stocco al messinese o ad agliotta, che è una preparazione tipica del messinese, perché non è alla ghiotta come qualcuno ogni tanto erroneamente scrive nella ricetta, è a ghiotta, tutto attaccato. Ed è una preparazione che nel corso dei secoli è cambiata poco. Si utilizzava anche per fare il pesce spada sullo stretto. C'è una ricetta, la città di Messina, che viene utilizzata per fare anche il pesce spada, che come sappiamo è una pesca tipica dello stretto che risale all'epoca bizantina, o quantomeno i bizantini ne hanno, diciamo, tratto ne hanno delineato i tratti peculiari. Infatti, la leggenda vuole che il famoso canto che intonavano, anzi, che ormai forse non la conoscono più nessuno, proprio è una di quelle piccole, diciamo, chicche antropologiche, è in lingua greca, perché appunto i bizantini parlavano venivano dalla penisola che oggi è l'attuale Turchia, ma che una volta era sotto il dominio greco. Quindi questo è un canto d'amore che incantava il pesce e veniva preso dai pescatori. Poi abbiamo altri piatti che si legano al territorio, perché siamo in una zona in cui è vocata all'attività, alle colture cerealicole, e quindi abbiamo delle minestre di farro, dove il farro fa da padrona, altri cereali, un altro diciamo, piatto che viene all'alimento che viene dall'America, appunto i fagioli e borlotti che vengono utilizzati freschi, e poi ci sono la pasta, siamo in una zona collinare vicino poi all'alta collina, quindi troviamo delle piante spontanee che vengono utilizzate da sempre nella cucina, fra cui appunto il finocchio rizzo, che viene utilizzato per fare la pasta con le sarde, perché essendo Francavilla vicino a 2 passi dal mare, c'è anche quella che non è solo la cucina collinare e quindi della terra, ma c'è anche la cucina del mare. Poi abbiamo altri piatti, diciamo, tipici, per esempio una sorta di polenta che si fa col grano turco, ma sicuramente una volta si faceva anche con altri cereali, perché so l'avena, sicuramente con il farro, che qui è una zona dove veniva molto coltivato, ed è un piatto che in base alla zona cambia nome e anche alla preparazione. La famosa piciocia di Troina, che si fa con il procedimento è quello di una polenta. Viene, diciamo, messa un'acqua aromatizzata con delle verdure o anche piante spontanee, e poi viene messa la farina di uno dei cereali che si sceglie a pioggia, e poi si cuoce fino a quando viene o soda a mo' di polenta, e poi l'indomani, anche qui a Francavilla, viene utilizzata che viene fritta, oppure un po' come il macco, oppure viene lasciata al livello di densa minestra, come viene utilizzata per esempio nella zona del Parafranca, o nella zona del Platani, che si chiama Pitirri, che è un'altra preparazione che in base appunto alla zona, per esempio nella zona dell'Alto Platani, il Pitirri appunto vengono utilizzate le foglie più interne del cavolo o dei broccoli, così a Parafranca vengono utilizzati i broccoli, nella zona di Bronte viene utilizzato il finocchio rizzo o la farina di ceci, mentre invece a Troia si chiama frastucata, per il colore verde del pistacchio che ricorda appunto a frastuca, che è il nome della corruzione dialettale della parola araba, perché il pistacchio l'hanno portato gli arabi, tipica del territorio. Quindi ogni cosa, ogni piatto è tipico del luogo in cui nasce. Per questo parlo di piatto tradizionale del territorio, non piatto originale o cucina o ricetta originale. Mentre a Torino viene fatta la piciocia con la farina di 3, diciamo, leguminosi invece, dei legumi, che sono i piselli secchi, la cicerchia, che è un legume molto povero, addirittura è il legume più povero
tra i legumi e viene utilizzato in pochi, viene usato, non è molto commercializzato, tranne lo troviamo abbondantemente appunto a Torino, nella zona dell'entroterra, dell'Ennese, e in Italia viene utilizzato tanto nella zona dell'Abruzzo. Da poco me ne hanno portato una buona quantità da Vasto, dove viene commercializzato. Ma è il legume considerato più povero. Dice, ma i legumi non sono un cibo ricco, ed è vero, è tipico della tradizione contadina. Però la ci cerchi ancora più, diciamo, vile come legume, ma vi posso garantire che sono buonissime anche quelle. Ebbene, questo insieme di tre farine viene utilizzato sempre in un'acqua aromatizzata. Poi a Torino magari utilizzo mettere del lardo, e qui richiama la dominazione normanna, perché il maiale viene utilizzato nel Medioevo, viene portato nel Medioevo, viene diffuso dai normanni che venivano dalla Francia, come l'allevamento intensivo dei maiali viene portato in Sicilia, che prima ce n'erano pochi capi, perché i romani soprattutto distinguevano un popolo civile da uno barbaro per l'utilizzo che facevano di alcuni alimenti. I barbari dalla carne di maiale e dalla birra. Invece i popoli civili come loro, che avevano civile perché avevano addomesticato la vegetazione, quindi le piante, avevano istituito l'agricoltura, il vino e l'olio. Mentre invece quello del barbaro era quasi appunto allo stato brado, maiali selvatici, e che vi posso dire, mi viene da ricordare un ricordo d'infanzia che è quello dei cartoni animati o dei fumetti di Asterix e Obelix, che avevano una predilezione per i cinghiali che cacciavano a mani nude, e oggi nella zona dei Nebrodi troviamo appunto i maiali selvatici anche nella zona siamo nella zona del Messinese, e arrivano anche qui nella zona dell'Alcantara, però la parte più alta. Quindi per continuare, poi i prodotti più tipici di Francavilla sono anche questa sorta di gelatina che viene fatta con le parti meno nobili del maiale, però previa bollitura, che viene utilizzato per esempio la cotenna e i piedini e le orecchie, che sono ricche di cartilagine, di modo che si possa estrarre il collagene per fare appunto la gelatina. Quindi la carne in gelatina, oggi che c'è, quella che compriamo oggi nelle scatole, ha un'origine antichissima, sia in Sicilia che nel mondo, perché da noi abbiamo quello che in Sicilia viene considerato nella nostra zona catanese si chiama un zuzu, qui invece si chiamano i zerimoli, che è praticamente appunto la carne in gelatina, che è praticamente il prodotto finale di un altro piatto che si chiamano le frittole, che viene, diciamo, è un prodotto della bollitura sia in acqua e grasso delle parti appunto non meno nobili del maiale. Poi quelle più grosse anche le frattaglie. Le frattaglie ovviamente tipo fegato, polmone e altre parti, lo stomaco, vengono, diciamo, mangiate con aromi e limone, mentre invece le parti più grosse vengono utilizzate, fatte minutamente, poi per la gelatina, il zerimolo appunto. Mentre invece nel catanese, nella zona della Sicilia orientale, nella nostra zona, vengono fatte in un'altra maniera. Nel brodo viene messo molto limone, ed è la peculiarità, il sapore tipico della nostra carne in gelatina. Altre pietanze sono appunto la parte finale del pranzo, il dessert, i dolci. I dolci abbiamo la pignolata messinese, che è un dolce fatto con dei biscotti fritti e poi ricoperti con quella che si chiama in siciliana aliffia, ovvero sia la guarnizione, la glassa, che viene fatta sia quella bianca con il limone, che poi prendono altri nomi in altre zone, tipo nella zona si chiamano i biscotti regina, perché un pasticcere della Sicilia orientale la utilizzò in onore della visita della regina Elena, e si usano per i morti, o i bersaglieri fatti dal bar Donna Peppina, chiamati bersaglieri, totò o sciatori. Sono biscotti fatti con la glassa di cacao, lunghi,
nella zona del Zafferana, che si chiamano anche sciatori perché vedeva la colazione o il break che facevano gli sciatori quando venivano giù dalla montagna, dopo sciare, fermandosi al bar Donna Peppina, che si vuole la tradizione che lei abbia composto il pasticcere di questo locale, venivano consumati. Altri dolci sono quel luogo tradizionale di vino, come abbiamo detto poco fa, ci sono i mustazzoli che vengono fatti con il vino cotto. Il vino cotto è il mosto che viene ridotto in maniera molto, diciamo, drastica, perché su 10 litri di mosto se ne riduce per un litro e deve cuocere per molte ore. Viene una sorta di salsa molto fluida, densa, e che viene utilizzata per fare mescolata con la farina e le mandorle, oppure le nocciole come viene a Frangarilla, perché questa è zona vocata, la zona di Castiglione, ci sono delle coltivazioni di nocciole, per cui è tipica, è il prodotto peculiare della zona. Abbiamo questi mustazzoli più particolari, mentre invece in altri luoghi della Sicilia vengono utilizzate le mandorle. Parlo di Ragusa e della zona del Catanese. Mentre invece qui abbiamo, quindi il prodotto si utilizza il prodotto del territorio, appunto la nocciola. Poi c'è l'agnello, che è una statuina fatta con degli stampi di gesso che si usavano, questi sono dei dolci tipici dei conventi, che poi hanno reso, diciamo, quando vennero chiusi i conventi, si diffusero tra i pasticceri e nacquero le prime pasticcerie, venivano fatte in tutta la Sicilia per Pasqua, solo che nella zona nostra, per esempio, in Catania e Siracusa, viene fatto, e anche in Ragusa credo, viene fatto con solamente il marzapane, ovvero sia la farina di mandorla lavorata con l'acqua e il miele, o pasta reale. Si chiama anche frutta di Martorani, marzapane, per una leggenda che adesso vi racconto, perché nasce nell'omonimo convento della Martorana a Palermo, e poi c'è invece nella zona dell'Agrigentina, qui a Ferravilla, viene ripieno o con della confettura nella zona dell'Agrigentino o la zuccata non la zucca quella arancione, ma la zucca verde, quella invernale, che veniva ridotta dalle monache dei conventi agrigentini e con la stessa consistenza della confettura e veniva riempita all'interno dell'agnello. Mentre invece a Francavilla viene messa sì, in alcuni casi i canditi oppure la confettura. La storia e la leggenda della frutta martorana, da cui si ottiene quello che chiamiamo marzapane, che prende il nome, intanto è nato in epoca araba, ed è un po' perché tutta la pasticceria siciliana è tutta di origine araba. Oggi che tutti sentono criticare sempre gli arabi, io dico, se non ci fossero stati gli arabi, non so come sarebbe stata la Sicilia, perché a livello di cucina e di qualità e soprattutto varietà dei nostri prodotti agricoli, perché hanno dato un contributo notevole all'agricoltura e alle tecniche di coltivazione, soprattutto hanno portato tantissime cose, i pistacchi, la mandorla l'hanno portata i fenici per esempio, però hanno iniziato a fare delle tecniche, a instaurare delle tecniche di lavorazione completamente diverse, che appunto è quella della pasta reale, che viene chiamato anche marzapane perché la moneta con cui veniva comprato questi dolci si chiama mazzapan ed è una piccola moneta di taglio molto basso. Poi in Sicilia la chiamano frutta martorana, che prende il nome dal convento della Martorana di Palermo, dove venne diciamo, approntata in quanto era un convento a cui interno aveva un bellissimo frutteto, che per cui andava famoso in tempi antichi. Un personaggio importante che può, in base a chi la racconta e i libri dove la troviamo, quindi l'autore che la riporta, è una volta un vescovo, una volta una regina, un'altra volta un personaggio famoso che va a visitare questo convento, ma essendo in inverno gli alberi da frutto con la frutta diciamo più variegata, tipo le ciliegie eccetera, avevano gli alberi spogli o non fruttificavano in quel periodo. Quindi le monache che fanno?
fanno questo composto della pasta appunto reale e la tingono con dei succhi d'erba e colori naturali, dandogli l'aspetto della frutta, appendendola ai rami. Quindi il personaggio che venne in visita trovò degli alberi carichi di frutti fuori stagione, ma fatti con la pasta reale. E questa è una delle leggende, una delle tante leggende e storie sul cibo siciliano. Un dolce tipico di qui, che oggi noi lo usiamo per colazione, è usciamuni o sciamuni, che è una pasta, forse una volta era fatta con la pasta di pane, zuccherata, oggi viene fatta con la sfoglia, ripiena di ricotta e viene fatta, viene ripiena con la ricotta lavorata con la cannella, gli aromi, lo zucchero, ed è la nostra, nella zona del canale si chiama cariola, che può essere fritta o a forno. E viene, diciamo, quella fritta viene ricoperta ed è fatta con la pasta del pane zuccherata già prima e viene fatta, di sopra viene, diciamo, poi passata nello zucchero e gli mettono una striscia di cannella, mentre invece con la forno gli mette adesso lo zucchero al vero. Ed oggi viene utilizzato come colazione, una volta si utilizzava come, era un dolce delle feste. Qui ha una forma, a differenza di quello al forno catanese che è triangolare di sfoglia, viene fatta in forma di mezzaluna, un po' come quella che viene fatta fritta nel catanese. E poi abbiamo un'altra tipicità, appunto sono le paste secche di mandorla, che vengono lavorate in varie fogge. A parte quella tradizionale, ci sono anche quelle con delle piccole paste che vengono messe della frutta candita, come la ciliegia, oppure la zuccata con la rossa, oppure anche una piccola mandorla. Però generalmente ho visto che c'è una pasticceria tipica che fa qui queste paste che utilizza la mandorla e vengono fatte un po' più piatte, spesse, non più di un dito alte. Mentre invece, per esempio, in città da noi, a Catania, da dove vengono fatte come due conchigliette unite e poi viene messa o la ciliegina oppure la mandorla. Sono un po' diverse. E poi hanno un colore più, diciamo, più chiaro, mentre invece qui sono più scure perché probabilmente al suo interno vengono utilizzate anche le nocciole tostate che gli danno un altro tipo un altro colore. E anche la mandorla, che qua non viene utilizzata bianca come da noi, ma viene utilizzata tostata. Bene, con questo concludo questo itinerario, questo excursus tra i piatti della cucina di Francavilla. Ogni territorio ha le sue caratteristiche che piace a noi andare ad analizzare e da andare a, diciamo, pubblicizzare e soprattutto a far conoscere ai nostri amici che ci seguono.